Una buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione dei nostri telegiornali 12 in punto. Come ogni giorno siamo qui per raccontarvi cosa succede nel territorio, tanta la cronaca di oggi e tanti gli zaini, i collegamenti che i nostri colleghi in cui si collegheranno appunto da tutte le zone del Veneto per raccontarci cosa sta succedendo tra incidenti, grande caldo e interventi dei sanitari a causa di malori. Però appunto è il grande caldo il tema principale di queste giornate e infatti questa mattina, come avrete visto e come era previsto, l'accumulo di umidità legato al caldo intenso di queste settimane ha provocato in mattinata un fenomeno non frequente in queste stagioni, ma già conosciuto, quello della nebbia proprio ad agosto. Alle prime ore del mattino, finché il sole non l'ha dissolta, la pianura infatti è stata avvolta da una fitta coltre di foschia più simile a un fenomeno autunnale piuttosto che estivo. Caldo, afoso e umidità non solo percepita ma addirittura visibile, con campi avvolti nella nebbia e visibilità ridotta in alcuni tratti stradali. Questo nella provincia di Treviso e non solo, colpita anche Padova che si è svegliata con questa fitta nebbia, ma è a Treviso che ci spostiamo per la cronaca. Lo anticipavamo già ieri nei nostri telegiornali, sono partiti stamattina i lavori di installazione delle barriere al Park Dal Negro che tanto stanno facendo discutere in città anche dopo le polemiche e le violenze delle scorse settimane. Per noi c'è la nostra Francesca Bozza insieme a Tommaso Migotta. Francesca, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Ecco, vedete alle mie spalle le transenne, le impalcature che fino a pochi istanti fa gli operai hanno utilizzato per iniziare i lavori per l'installazione dei cancelli e delle barriere che di fatto chiuderanno i due accessi carrai al Park Dal Negro. Poi verrà installata anche una porta in quello che sarà poi l'unico accesso pedonale alla struttura. Si potrà entrare solo con l'abbonamento o con il biglietto per poi parcheggiare qualche ora la propria auto. E questo insomma è la misura anti-bivacchi, anti-degrado che è stata decisa dall'amministrazione comunale dopo i tanti episodi che hanno interessato il parcheggio in questi anni, dal degrado, dai bivacchi, soprattutto agli ultimi piani del parcheggio, agli episodi più violenti, risse, non ultima quella che sarebbe scoppiata domenica tra due ragazzi che qui dormono. Uno dei due avrebbe morso un altro ragazzo straniero staccandogli anche un pezzo di pelle. È stato necessario poi ricorrere alle cure del pronto soccorso per la medicazione. La segnalazione è arrivata ai carabinieri, quando però i militari della radiomobile sono arrivati qui dei protagonisti non c'era più traccia. Questo è l'ultimo episodio in ordine di tempo. Certo noi abbiamo fatto un giro poco fa in auto e continuano i bivacchi, ci sono ancora molte persone che dormono qui sempre agli ultimi piani, anche se tanti sapendo appunto dell'avvio di questi lavori che dureranno circa un mese hanno già lasciato il Park Dal Negro. Tra gli utenti e tra chi qui lavora e quindi arriva ogni giorno e usufruisce del parcheggio c'è soddisfazione, la speranza che si risolva il problema, soprattutto sul fronte sicurezza. È stato al centro, l'hai detto tu, di tante polemiche questa decisione, con anche, lo ricordate, il 20 luglio la manifestazione del Django in risposta a quello che era stato il sit-in organizzato da prima i trevigiani, con momenti di tensione tra Django e forze dell'ordine. Le polemiche sicuramente continueranno, ora bisognerà capire che cosa succederà a chi qui continua appunto a dormire. Ieri il sindaco Conte spiegava che è al lavoro con Caritas, con l'assessore Tessarole, con tutti i soggetti coinvolti nella rete dell'accoglienza per trovare una soluzione dignitosa a chi è ospitato qui, e molti di loro, infatti spiegava il sindaco Conte, tra l'altro ha anche un lavoro. C'è poi l'aspetto giudiziario, perché la procura di Treviso ha concluso le prime indagini sulle occupazioni abusive qui in via
via Venier ha notificato gli avvisi di garanzia a 4 cittadini stranieri. Si tratta di 2 ivoriani, di un 29enne della Somalia e di un 25enne cittadino brasiliano. A loro viene contestato il reato di invasione di terreni o edifici. Il tutto è partito 3 anni fa esattamente, era il 24 luglio 2023, quando alcuni cittadini avevano segnalato le prime occupazioni abusive. Da qui era scattato il controllo da parte della polizia locale con l'identificazione di chi appunto aveva occupato gli stalli che invece erano destinati alle auto, e da lì poi è partita questa indagine che ha portato a questo primo risultato. Io adesso con Tommaso Migot vi lascerei alle interviste che sono state raccolte poco fa ad un barista che qui lavora, che appunto auspica una soluzione sul fronte sicurezza, e poi ad una signora utente del parcheggio che dice ho paura io a parcheggiare di sera, speriamo che queste barriere possano in qualche modo mettere in sicurezza la struttura. E con queste dichiarazioni poi la linea può tornare a Teddy. Spero che la situazione cambi e migliori, perché ora è insostenibile. Cosa vedete ogni giorno? Allora, il degrado della zona sicuramente, sono incivili perché immondizia e bisogni, e poi c'è un giro di spaccio adesso, quindi brutta gente. Purtroppo io quando entro in garage ho talmente paura la sera che sto al telefono col mio moroso, e fino a quando non sono uscita passo per passo dico ho parcheggiato, adesso sto uscendo dalla sbarra, ma ho paura perché alle 10, alle 11 di sera quando rientro ho paura. E ritorniamo in centro storico con una notizia che ha tenuto tutta la mattinata il fiato sospeso in città, quella di una donna che in completo stato confusionale si è barricata in casa. È intervenuto il sindaco Conte. La figura del sindaco è stata una figura rassicurante per questa ragazza, e quindi abbiamo semplicemente cominciato un dialogo che ha consentito poi alle forze dell'ordine di intervenire per mettere al sicuro questa persona. È salito all'ultimo piano del palazzo il sindaco, rimanendo dietro la porta insieme a un poliziotto nascosto sotto lo spioncino pronto a intervenire. Barricata in casa nella zona di Sant'Agostino, una donna sui 40 anni gridava e si agitava dal balcone rischiando di far male a se stesso o agli altri. L'allarme poco dopo le 8:30 del mattino, lanciato dalla sorella della donna, la quale l'aveva sentita pochi minuti prima in uno stato di completa paranoia. Sul posto anche il vice sindaco Alessandro Manera, che vedendo per primo la donna fuori dal balcone ha cercato di conversare con lei nel tentativo di calmarla. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Non ho fatto niente di straordinario, straordinari invece sono state le forze dell'ordine, il SUEM, i vigili del fuoco, che come sempre sono estremamente professionali, e vorrei aggiungere anche che hanno una giusta sensibilità per adattarsi a tutte le situazioni, comprese quelle un po' più delicate come quella di oggi. Un'operazione lunga ed estenuante. Mentre il sindaco cercava di conversare e calmare la donna, un poliziotto è salito nell'appartamento entrando dalla finestra con la scala posizionata dai vigili del fuoco e mettendo la quarantenne in sicurezza, temendo infatti un rapido degenerare della situazione. La donna, oltre a rifiutare di far entrare in casa sindaco e agenti, continuava a mostrare atteggiamenti paranoidi, terrorizzata dal fatto di essere vittima di un complotto. Una volta calmatasi, nel primo pomeriggio è stata portata in ospedale per intraprendere un percorso di cure. E ci portiamo invece nel Vicentino ora per una tragedia in piscina a Montecchio Precalcino. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essersi tuffato nella vasca insieme ad un amico, una sfida in apnea che è costata invece la vita a Leonardo Cortese di Trento, in vacanza nel Vicentino. Sul posto per noi Daniele Garbine e Simone Squarcina. Daniele, a te, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Ecco, ci troviamo proprio all'esterno della piscina che indicava in questo momento la Blue Planet 4.0 e incredibilmente in questo momento è proprio il silenzio la parte più inquietante, che questo posto in questa stagione, in questo periodo dell'anno è invece teatro di schiamazzi, così urla o comunque espressioni di felicità da parte soprattutto dei giovani che lo frequentano. Ricordiamo che dentro ci sono 2 vasche, una per adulti e una per bambini, campi da calcetto, ristorazione,
manifestazione, quello che sta facendovi vedere adesso il collega Simone Squarcina, e qui oggi invece è completamente isolato, con un cartello proprio fisso dallo staff del Blue Planet, dice un segno di rispetto e dolore, la piscina oggi rimane chiusa. Ecco, questo è un'espressione probabilmente anche di tutta la comunità che è rimasta sconvolta di questo evento, che ricordiamo, insomma, ieri pomeriggio Leonardo era qui con amici, in particolare con uno, stava facendo questa gara di apnea, sembra, così è stato descritto, un tuffo e poi l'attraversamento della vasca proprio completamente in apnea. In questa gara tra amici, a un certo punto, dopo aver completato la vasca, Leonardo non è più riemerso. Ad accorgersi subito è stato l'amico che ha capito che qualcosa non andava e ha richiamato l'attenzione dei bagnini e delle persone che erano deputate alla sicurezza. È stato recuperato il corpo, sono stati fatti dei tentativi di rianimarlo anche con le tecniche di rianimazione, però insomma si aspettavano i soccorsi, è arrivato l'elisoccorso che ha recuperato a quel punto il corpo di Leonardo, l'ha portato in ospedale, era già morto e inutili qualsiasi altro tentativo. Ecco, una fine proprio improvvisa che lascia aperti vari spazi e soprattutto si pensa che sia un motivo, magari una cardiopatia, qualcosa che possa aver avuto una concausa nel fare questo esercizio fisico. Su questo in questo momento la Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta e il sostituto procuratore Hans Röderig Blattner era qui ieri pomeriggio, ha raccolto le testimonianze di chi era presente, di chi ha assistito alla scena. Importante sarà anche poi rivedere le immagini, qui c'è un sistema di videosorveglianza e probabilmente bisognerà passare anche attraverso l'autopsia del corpo, ecco, si attende a momenti probabilmente l'autorizzazione a eseguire l'autopsia. Ricordiamo Leonardo era qui in vacanza, si era diplomato da poco al liceo scientifico Galileo Galilei di Trento, lui era originario di Rovereto, era qui in vacanza con degli amici perché parte della famiglia proviene da Villa Verla, ecco, poi sarebbe poi andato in vacanza in barca a vela, questo sembrano un po' le ipotesi, quindi un evento del genere ha sconvolto ovviamente tutte le persone che gli erano vicine, anche perché poi sarà importante fare chiarezza. I ragazzi che sono qui oggi, poi anche molti si avvicinano anche in questo momento a chiedere spiegazioni, sono rimasti sconvolti. Noi abbiamo anche sentito il sindaco Fabrizio Parisotto in questo momento in municipio, è difficile anche commentare una notizia del genere anche perché non si hanno elementi e soprattutto per la giovane età del ragazzo una fine del genere insomma lascia sconcertati. Ecco, noi a questo punto vi lasciamo alle parole del sindaco che abbiamo sentito e poi la linea può tornare allo studio. Sindaco, allora una tragedia, ovviamente non si vorrebbe mai parlare di un evento del genere, ha scosso la comunità? Assolutamente sì, purtroppo quando accadono questi fatti le parole da dire sono veramente poche, se non che da parte mia e da parte di tutta la comunità di Montecchio ci stringiamo attorno ai familiari di questo ragazzo che è venuto a mancare in modo così improvviso in un momento di serenità, diciamo così. In questo momento c'è un'indagine in corso, bisogna appurare un po' le responsabilità. In questa piscina erano rispettate per quello che si sa le norme? Sì, una piscina gestita da privati, in questo momento appunto le autorità stanno facendo le indagini, ma a quanto ho preso insomma si tratta di una morte naturale, di un arresto cardiaco. Ecco, su questo poi magari bisogna adesso sentire il magistrato, ha aperto un fascicolo e questo fascicolo era una cosa dovuta, però resta la tragedia. Assolutamente sì, il punto fondamentale è che è venuto a mancare un ragazzo di 19 anni con tutta la vita davanti e quindi mi stringo appunto attorno a tutti i familiari per portare il supporto per quanto poco di tutta la mia cittadinanza. Ecco, questo ragazzo di questo momento di vacanza era anche originario di Villa Verla, pur essendo di Trento, ecco, al di là di tutto però avevo dei rapporti qui con Villa Verla, ecco, in questo caso essere qui a fare le vacanze era un modo per insomma, cambiare aria e riprendersi. Cosa si può dire ai ragazzi in questa fase delle raccomandazioni? Le raccomandazioni sono quelle di prestare attenzione sempre quando si fa anche dell'attività ludica
per così dire, o di svago, di divertimento. Questo, ripeto, pare sia un evento impossibile da prevedere, pertanto è solo stringerci, come dicevo prima, attorno ai familiari per quanto riguarda questa gravissima perdita. Lei ha incontrato i familiari, parla con qualcuno della... No, ad oggi no. Che il corpo sul momento sarà anche oggetto di un'autopsia probabilmente? Probabilmente sì, questo starà al giudice stabilire se fare l'autopsia o meno sul corpo del ragazzo. E sarà invece eseguita l'autopsia sul corpo di Peter Osaro, il 34enne nigeriano residente nel Vicentino, morto nel fiume Brenta a Fontaniva sabato sera. Annegamento o malore? Cercherà di dare una risposta a questa domanda l'autopsia che sarà eseguita sul corpo di Peter Osaro, il 34enne di origine nigeriana residente a Monticello Conteotto nel Vicentino, morto sabato sera nelle acque del Brenta. Il 34enne, che lascia un bambino piccolo, era arrivato qui con alcuni amici per cercare refrigerio da queste giornate caldissime. Al momento del rientro, non riuscendo a trovarlo, sono stati proprio gli amici a dare l'allarme. In serata il suo corpo è stato recuperato dove la corrente del fiume crea un mulinello. Inutili tentativi di rianimare il 34enne, di cui ai sanitari del SUEM non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Una morte che riporta alla luce il dramma degli annegati nel fiume Brenta. Lungo tutta l'asta vige il divieto di balneazione con cartelli posti lungo le rive scritti in più lingue. 2 anni fa a valle, nel comune di Campo San Martino, erano morti Stefan Bogdan, 30enne romeno, che non aveva esitato a gettarsi in acqua nel disperato tentativo di salvare Ramesh Ganegedara, 23enne arrivato da poco dallo Sri Lanka, che non riusciva più ad emergere dalle acque. Sul fatto indagano i carabinieri coordinati dalla PM Martina Varagnolo, che sulla morte di Peter Osaro ha aperto un fascicolo. Ancora pericoli legati alle acque, è in volo il soccorso del SUEM 118 di Treviso per un malore nella spiaggia di Bibbione, dove ieri nel tardo pomeriggio sono intervenuti i sanitari per un bambino di 5 anni che ha rischiato l'annegamento. Veramente un fatto molto delicato e sì, voglio dire, neanche da vedere, insomma, determinate cose, ecco. Ai nostri microfoni una delle voci dei testimoni oculari dei drammatici momenti vissuti nelle scorse ore sul litorale di Bibbione Pineda, un bambino di nazionalità tedesca di soli 5 anni che si trovava in acqua nei pressi del campeggio Il Tridente, ha improvvisamente perso i braccioli ed è andato in arresto cardiocircolatorio per annegamento. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la madre, che lo ha prontamente tirato fuori dall'acqua portandolo sulla battigia. Lì sono subito accorsi i bagnini della Bibbione Mare insieme ad altri bagnanti. Ho visto il bagnino che è venuto a chiedermi un caffè, subito dopo ha iniziato a correre verso la spiaggia, è stato avvisato da un nostro cliente dicendo che c'era un bambino che stava male e ho visto una marasma di gente avvicinarsi. Ho visto degli ombrelloni come per, diciamo, coprire il luogo dell'accaduto e ho visto l'elicottero atterrare poco dietro l'ombrellone nostro, diciamo. Un elicottero, l'ambulanza, guardia costiera, c'era movimento, sì. Poi sono venuti a dirci, insomma, che un bambino si è sentito male, è stato tirato su dall'acqua. Con la barella li ho visti portarlo verso l'elicottero. Le manovre di primo soccorso e rianimazione, eseguite anche tramite l'ausilio del defibrillatore, sono andate avanti per circa mezz'ora fino a quando il piccolo ha ripreso le funzioni vitali ed espulso l'acqua inalata. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del SUEM 118 e l'elisoccorso di Treviso. Stabilizzato sul posto, il bambino è stato trasferito d'urgenza in elicottero presso la rianimazione pediatrica dell'ospedale di Padova, dove rimane ricoverato in prognosi riservata. C'era un po' di preoccupazione da parte di tutti. Sono dati tutti una mano, tutti insieme, per cercare di aiutare il bambino. Ho visto anche che c'erano persone che tranquillizzavano la madre, che l'ho vista solo alla fine quando accompagnavano il ragazzo nel soccorso, però mi ha detto che era abbastanza scioccata. Ed è invece gravissimo il 17enne ricoverato in rianimazione all'Angelo Amestri dopo essersi tuffato da un pontile a Jesolo, dove a causa della bassa marea ha sbattuto violentemente la testa.
Sta lottando per la vita in condizioni disperate il ragazzo di 17 anni di origine straniera ricoverato in rianimazione in prognosi riservatissima all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essere stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di San Donà di Piave dopo il tuffo notturno in mare tra sabato e domenica tra le 2:30 e le 3 del Pontile di Jesolo all'altezza della Torretta 17 nella zona centrale di Piazza Marconi, nonostante i cartelli di divieto. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire se il ragazzo riuscirà a superare la fase critica. Il giovane, se dovesse risvegliarsi, rischia la paralisi totale a causa del gravissimo trauma cervicale diagnosticatogli. Complice l'oscurità e la forte bassa marea del momento, il ragazzo si è lanciato finendo per impattare violentemente con la testa contro il fondale sabbioso. Il colpo durissimo gli ha causato inoltre un arresto cardiaco immediato e la perdita di coscienza, con il 17enne rimasto sommerso nell'acqua. Sono stati gli stessi amici a rendersi conto della gravità della situazione, riportando la galla e chiamando i soccorsi con il 118, giunti immediatamente sul posto con la Croce Rossa, dove è stato rianimato sulla sabbia e intubato. L'episodio riaccende drammaticamente i riflettori sulla pericolosità dei tuffi dai pontili, pratica vietata a Jesolo ma tristemente diffusa durante la stagione estiva. Il messaggio del primo cittadino, specie ai più giovani. Attenzione a giocare con la vita, perché anche un momento di gioco, un momento di goliardia si può trasformare in una tragedia che dura per tutta la vita. Lo ricordiamo, tuffarsi dai pontili è vietato non per un vezzo, ma perché è pericoloso. Quando c'è bassa marea, ma anche quando non c'è bassa marea, il fondale è molto basso, quindi si rischia veramente la vita, si rischia le proprie gambe, si rischia una vita fatta come si deve. Ecco, quindi invitiamo tutti i ragazzi, divertitevi a Jesolo, ma fatelo sempre con la testa. E ora invece ci spostiamo a Venezia con il nostro Filippo Fois, che si trova davanti alla stazione di Santa Lucia, perché sono stati rilevati dagli agenti delle forze dell'ordine delle biglietterie self-service della stazione che permettevano di clonare i bancomat. È così, Filippo, buongiorno. Buongiorno Edi, scusate, buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3. Esattamente questo che è successo, siamo sul piazzale della stazione Santa Lucia. Di questo piazzale ci siamo occupati spesso per il proliferare dei cosiddetti pickpocket, i borseggiatori. Evidentemente le truffe si stanno rivelando sempre più anche dal punto di vista tecnologiche evolute, e in questo caso possono portare anche a conseguenze molto gravi. Nello specifico era stato rilevato un malfunzionamento in alcune biglietterie automatiche che si trovano appena si entra all'interno della stazione ferroviaria. A un controllo poi della polizia erano stati rilevati anche dei piccoli forellini che erano stati praticati vicino al punto in cui si avvicina la carta di credito, il cosiddetto pagamento contactless. A quel punto sono intervenute le squadre della polizia postale con le squadre cibernetiche, che hanno smontato l'apparecchio e in effetti hanno visto che erano stati inseriti dei piccoli, dei micro macchinari che sono in grado di leggere i dati identificativi e di sicurezza delle carte di credito. Sono scattate immediatamente le indagini, che sono state condotte grazie all'ausilio delle telecamere a circuito chiuso che si trovano all'interno della stazione Santa Lucia e anche ad altri dati informatici in possesso della Polizia Postale del Veneto, e sono stati identificati 2 uomini di nazionalità rumena che sono stati fermati e denunciati dalla polizia. Sono stati rintracciati in una struttura ricettiva di Venezia, tra l'altro avevano già il biglietto pronto e sarebbero ritornati in patria il giorno dopo dall'aeroporto di Bologna. Adesso invece sono stati fermati, identificati e sono in corso delle indagini. Questi dispositivi in grado di leggere e di rubare dati alle carte di credito erano stati inseriti in ben 5 macchinette di erogazione automatica dei biglietti. La notizia di questa mattina, le indagini sono ancora in corso da parte delle forze dell'ordine, anche per capire meglio che cosa sia accaduto e che cosa abbiano fatto effettivamente con questi dispositivi. Dovremmo attendere evidentemente le prossime ore, se non addirittura i prossimi giorni. Per ora direi che da Venezia è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie Filippo, grazie a Sandro Ponchio per il collegamento e adesso invece proprio di bancomat continuiamo a parlare perché è successo a Belluno, hanno rubato la borsa a una signora che con il bancomat della vittima sono andati a fare shopping. 2 giovani sono stati denunciati dalla polizia, il furto lo scorso 28 luglio quando la donna aveva denunciato appunto la sparizione della sua borsetta sottratta dall'auto del fidanzato in sosta. Gli agenti delle volanti sono rapidamente risaliti agli autori del furto, incastrati dagli acquisti fatti proprio con il bancomat della donna. E invece indagano i carabinieri sulla violenta aggressione avvenuta nel centro di Torreglia, dove per noi c'è la nostra Chiara Gaiani, dove è stato picchiato un uomo di 47 anni con una violenza inaudita. Chiara, a te, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Sì, direi proprio una violenza inaudita. È accaduto qui nel centro di Torreglia, molti lo riconosceranno, una cittadina ai piedi dei Colli Euganei dove tanti decidono di trascorrere anche la domenica pomeriggio ed è accaduto proprio domenica pomeriggio intorno alle 16:30 nella strada che adesso il collega Cristian Rocchi Allende, un gruppetto di persone, 3 da una parte, 1 dall'altra, iniziano a guardarsi in modo torvo. Ne nasce prima un lancio di oggetti, poi un inseguimento con il 47enne, un 47enne di origine albanese residente ad Abano Terme, che viene raggiunto proprio qui, dove iniziano a picchiarlo in modo selvaggio con calci, con pugni, lasciandolo a terra. Ovviamente scatta subito l'allarme. Domenica pomeriggio faceva caldissimo, come sta accadendo da giorni, probabilmente non c'erano molte persone, ma di sicuro questa è una zona, insomma, il centro della cittadina termale. Viene chiesto l'aiuto dei carabinieri che arrivano con più gazzelle e l'uomo viene trovato a terra sanguinante e gli autori dell'aggressione, del brutale pestaggio, invece iniziano a scappare. 2 vengono di fatto fermati quasi nell'immediatezza dei fatti, in particolar modo l'uomo che era stato proprio visto accanirsi sul 47enne. È stato arrestato infatti un 39enne di origine magrebina che vive proprio a Torreglia ed ha anche tutta una lunga serie di reati ed è stato individuato una delle 2 persone che era con lui, un moldavo che vive a Vigonza. Il 47enne è stato subito portato ad Abano in ospedale, ne è uscito con una prognosi di 45 giorni, 2 costole rotte, contusioni su diverse parti del corpo e sul volto. È davvero un fatto di una violenza, come dicevi tu, Edi, inaudita. Abbiamo raggiunto il sindaco di Torreglia che non poteva essere con noi, abbiamo raccolto questa intervista. Allora vi lascio l'ascolto di questa intervista, non prima di aver ringraziato il collega Cristian Rocchi Allende per la collaborazione tecnica. Da Torreglia poi la linea può tornare allo studio. Mi preoccupa sicuramente, mi preoccupa il giusto, perché sono episodi che non devono accadere a Torreglia come non devono accadere anche in altri paesi. Sono in contatto con le forze dell'ordine per cercare, non ero presente a Torreglia domenica, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma soprattutto per approfondire i motivi per cui questo è accaduto. Lei pensa di interessare anche il prefetto? Sì, allora quando parlo delle forze dell'ordine insomma, mi rivolgo anche ovviamente al prefetto l'intenzione mia insomma, è di approfondire la questione per capire quali sono i motivi di quanto è accaduto e se nel territorio di Torreglia in questo momento magari circolano situazioni che vanno attenzionate dal punto di vista della sicurezza. Ecco, ricordiamolo anche per chi ci ascolta che Torreglia resta un territorio a vocazione turistica, fa parte dei Colli Euganei, quello dove è accaduto è una zona centrale del paese. Assolutamente, Torreglia è una zona, un paese tranquillo, lo è sempre stato e da questo punto di vista qua lo sarà sempre a vocazione turistica, non solo enogastronomica, per cui chi frequenta Torreglia lo frequenta per a trovare in Torreglia insomma tutti
stile, in una situazione ideale per poter passare un pomeriggio tranquillo. Quello che noi dobbiamo cercare di evitare sono situazioni del genere che, da quanto ho capito, sono state create da persone al di fuori di Torreglia e che si sono trovate casualmente in quella zona lì centrale. È accaduto quanto è accaduto, insomma, sappiamo. Ascolti, tutto il territorio è videosorvegliato, quindi voi avete già fornito, immagino, agli inquirenti le immagini delle telecamere. Sì, allora il territorio è videosorvegliato, tra l'altro proprio un anno e mezzo fa avevamo installato anche dei nuovi apparati e le forze dell'ordine hanno fatto richiesta di accesso alla videosorveglianza, quindi insomma tutto sarà consegnato agli inquirenti per le indagini. Una notizia è arrivata poco fa in redazione: hanno tentato di strappare una borsa a una signora mentre stava andando in bicicletta. È stato denunciato un 62enne del Padovano a conclusione di un'attività tempestiva dei carabinieri che hanno investigato insomma sull'autore del gesto. Hanno appunto denunciato un 62enne ritenuto responsabile del furto cruento tentato con annesse lesioni commesse lo scorso 2 luglio. Invece questa mattina i carabinieri della stazione di Cittadella hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione personale e locale ai danni del 62enne residente a Tombolo. Questa la notizia, chiaramente ci torneremo con i nostri telegiornali della sera. Rimaniamo nel Padovano invece adesso, perché una bambina rimasta chiusa in auto è stata salvata da 3 agenti della polizia penitenziaria fuori servizio. Eravamo a casa di un mio collega amico e all'improvviso ci telefonavano a casa e la mamma della bimba, preoccupata, ci faceva presente che la figlia era rimasta chiusa in auto. Sono le 16:30 di domenica quando, in via Armistizio a Padova, arriva questa richiesta d'aiuto. Non ci sono scelte, con le temperature di questi giorni bisogna agire e in fretta, e i 3 colleghi, 3 agenti di polizia penitenziaria, non perdono tempo. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, erano le 16:30 subito. Poi abbiamo fatto una seconda chiamata alle 16:42, abbiamo visto che comunque la bimba stava iniziando a soffrire, avere dei rossori, piangeva. Siamo intervenuti subito a rompere il vetro dell'auto in modo sicuro che la bimba non si facesse male e mettere in salvo la bimba e far stare tranquilla la mamma, che comunque era molto preoccupata e agitata. È una storia a lieto fine questa. La bambina, circa 3 anni, sta bene e non è dovuta ricorrere nemmeno alle cure del pronto soccorso. La mamma non finisce di ringraziare i 3 baschi azzurri, agenti che, anche se liberi dal servizio, ha sottolineato Giovanni Vona, segretario del SAPE per il Triveneto, non hanno esitato a mettere a disposizione professionalità, equilibrio e coraggio per tutelare la vita delle persone, e questo va riconosciuto. Noi siamo pronti ovviamente con il nostro lavoro che svolgiamo in polizia penitenziaria ad ogni evenienza, ciò che succede tutti i giorni all'interno degli istituti, quindi siamo pronti al tutto. No, non siamo eroi, siamo persone normali come tutti, quindi siamo solo pronti ad ogni evenienza. Ed è stata salvata dal salvataggio della spiaggia, lo vediamo qui dal Gazzettino, ne abbiamo dato notizia in apertura del nostro telegiornale. Un bambino di 5 anni di origine ucraina, si è alzato in volo l'elicottero del SUEM 118 di Treviso che ha raggiunto la spiaggia. Il bambino ha avuto un malore, appunto ha rischiato di annegare, gli addetti al salvataggio lo hanno rianimato ed è il secondo episodio in appena 2 giorni. Appunto abbiamo visto il servizio prima del bambino che aveva perso i braccioli ed ha rischiato di annegare. È arrivata una nota dal presidente del SIB, il Sindacato Italiano Balneari del Veneto, che dice che i casi di salvataggio di questo genere, che riguardano soprattutto bambini piccoli, sono in aumento, e questo per la presenza non solo di tanti turisti ma soprattutto anche di persone di nazionalità straniera che non hanno confidenza con l'acqua e soprattutto il mare. Molte volte in questo senso, dice, c'è un approccio errato, ci vuole una maggiore attenzione e un cambiamento anche a livello culturale da parte dell'ospite stesso, oltre al rispetto nei confronti degli assistenti e bagnanti che operano talvolta anche con condizioni di meteo avverse.
Da il mare alla montagna ci colleghiamo telefonicamente con la nostra Tiziana Bolognani. Un incidente con esito mortale questa mattina a Sedico. Tiziana, buongiorno. Ciao Edi, buongiorno. L'incidente, lo schianto è accaduto alle 8:30 di questa mattina al Boscon sulla 50 del Grappa e Passorolle, all'altezza dell'incrocio per San Fermo. Siamo proprio alle porte di Belluno. La moto su cui viaggiava Tommaso Pison, 46 anni, originario di Sospirolo, si è scontrata frontalmente con una station wagon che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Pison stava entrando a Belluno, la station wagon invece era diretta a Sedico. L'impatto è stato devastante, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Inutili infatti si sono rivelati i soccorsi. Da San Martino è arrivato l'elicottero e un'ambulanza, ma al personale sanitario non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. Sotto shock la conducente della station wagon, una 73enne di Belluno, che è stata trasferita per accertamenti al San Martino. La statale 50 è rimasta chiusa totalmente al traffico per oltre 3 ore, causando il blocco della circolazione fra Belluno e Sedico, con deviazioni sulla sinistra Piave. Abbiamo sentito una persona molto vicina a Tommaso Pison, Michele Schiocchet, presidente del Centro Studi per la Montagna Sospirolese, di cui Pison era da tempo componente del direttivo. Schiocchet ci ha detto: Tommaso aveva appena comprato la moto. La dinamica del violento scontro ora è al vaglio della Polizia Stradale, che ha svolto i rilievi, mentre i carabinieri sono stati impegnati a regolare il traffico assieme al personale dell'ANAS. Sul posto anche i vigili del fuoco di Belluno, che hanno operato per mettere in sicurezza mezzi e strade. Tutti i dettagli questa sera nel telegiornale, e per ora da Belluno è tutto. Edi, ti restituisco la linea. Grazie Tiziana, e noi continuiamo a parlare di incidenti, parliamo di strade prima che di incidenti. Questa mattina un'auto ha imboccato contromano via Parolini. Per noi sul posto nel Bassanese c'è la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno a te. Buongiorno a te Edi, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, davvero si è rischiato il peggio proprio in via Parolini. Ci troviamo in una delle arterie più trafficate della città di Bassano, quella che collega il sud a nord, senso unico, collega verso il centro della città, porta verso il centro della città. E c'è chi, purtroppo non è la prima volta, ha imboccato la strada completamente contromano, creando, come ben si può immaginare, paura tra le persone che arrivavano, perché bisogna anche considerare che, tornando sempre al discorso che molto spesso non si rispettano soprattutto i limiti di velocità, questo è un rettilineo, è stato segnalato in tante occasioni anche dai residenti, dove la gente non rispetta di certo i 50 km orari e schiaccia il piede sull'acceleratore. Fatto sta che, appunto perché non si tiene anche una velocità contenuta, questa persona si è trovata davanti l'auto contromano e per un soffio non si è verificata l'ennesima tragedia. Abbiamo sentito anche al telefono, raggiunto telefonicamente il comandante della polizia locale di Bassano, e ha detto che purtroppo non è un caso sovente, ma si sta verificando soprattutto negli ultimi tempi il fatto che le persone per distrazione o quant'altro imboccano via Parolini contromano, e davvero i problemi e i pericoli sono sempre più alti. Allora io chiederei alla regia di mandare un servizio in cui si va a riepilogare quanto accaduto, e poi ci rivediamo tra pochissimo. Non è la prima volta che vi mostriamo immagini del genere. Nonostante tutte le segnalazioni presenti, c'è ancora chi imbocca contromano via Parolini, una delle arterie principali di Bassano, a oggi percorribile solo in direzione sud-nord, con doppia corsia, una che porta in Viale delle Fosse verso nord, la seconda in via Remondini verso ovest. L'ennesimo contromano è stato segnalato da un nostro telespettatore che si è trovato davanti l'auto attorno alle 9 del mattino, e per fortuna non è successo nulla, si è riusciti a
rimediare senza incidenti, ma puntualmente o in auto o in bicicletta c'è chi imbocca la strada nel senso di marcia contrario. Basti pensare alla ciclista uccisa qualche anno fa, travolta mentre percorreva la via appunto in direzione contraria. Residenti e cittadini hanno più volte segnalato la pericolosità del rettilineo che porta in centro città e intanto si resta in attesa della realizzazione del tanto discusso Piano Mar, progetto di riqualificazione urbana e viaria della zona est di Bassano, bloccato da decenni. Il piano prevede la sistemazione dell'area tra la stazione ferroviaria, via delle Fosse, via Parolini, con la prospettiva di far tornare quest'ultima a doppio senso di marcia, come era un tempo. Questo sarebbe possibile con la creazione di una strada parallela alla ferrovia per alleggerire appunto il traffico di via Parolini. Ma intanto la circolazione lungo questa arteria resta a unico senso, non c'è niente da fare. Sì, appunto Edi, la circolazione è al momento a senso unico di marcia da sud a nord e questo bisogna rispettare davvero, se no diventa un caos totale con pericoli che si vanno a sommare di volta in volta. Tra l'altro, ecco, giusto un particolare, mentre stavamo arrivando io e Renzo stavamo parcheggiando la macchina per il collegamento, almeno 2 le cicliste che hanno imboccato la strada contro mano. Abbiamo sentito tra l'altro dell'incidente mortale che c'era stato qualche tempo fa proprio lungo questa strada, di conseguenza davvero resta alto l'appello, mi raccomando, rispettate le regole della strada. Questo è un appello che ha lanciato il comandante della polizia locale, ma che ci sentiamo di lanciare anche noi, approfittando proprio di questi servizi che facciamo. Per il momento Edi, da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, grazie a Renzo Rigon per il contributo tecnico. Noi continuiamo a rimanere sulle strade del Veneto, ci spostiamo nell'Alta Padovana perché di un motociclista in prognosi riservata il bilancio del grave incidente accaduto in mattinata lungo la Castellana a San Martino di Lupari, investito anche un ciclista che attraversava sulle strisce pedonali a Piazzola sul Brenta. È ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Padova, dove è stato trasportato in elicottero un motociclista 34enne di Bassano del Grappa, gravemente ferito lungo la strada regionale 53 Castellana a San Martino di Lupari. Erano circa le 8 del mattino, quando la 2 ruote è finita contro un'auto condotta da un 24enne di Castelfranco Veneto che arrivava dall'opposto senso di marcia all'altezza dell'incrocio con via Dolomiti. Sul posto, con i sanitari del SUEM e anche i carabinieri che stanno indagando sull'esatta dinamica dell'incidente. Sempre intorno alle 8 a Piazzola sul Brenta, in via Adenauer, è stato investito un ciclista di 52 anni che si trovava sulle strisce pedonali, trasportato in ospedale a Cittadella. Per il 52enne i sanitari hanno sciolto la prognosi. I veicoli coinvolti negli incidenti sono stati sequestrati. Torniamo con le notizie, qualche istante di pubblicità, tra poco. Tornati in diretta, ripartiamo dalle notizie che arrivano dal Veronese perché resta in carcere Andrea Rizzardi Recchia, il 52enne arrestato venerdì scorso con l'accusa dell'omicidio volontario della madre, 89enne Grazia Rizzardi, uccisa a coltellate nell'abitazione di famiglia. Lo ha deciso il GIP di Verona, convalidando l'arresto al termine dell'udienza che si è tenuta ieri nel carcere veronese di Montorio. Il mio assistito, ha detto il suo avvocato Ederle Stefani, è un soggetto problematico con evidenti criticità psichiche. Convinto di aver secondato la volontà della madre, ci sono elementi che vanno approfonditi con i consulenti psichiatrici, ha detto l'avvocato. Già nel primo interrogatorio in questura, poche ore dopo il delitto, Andrea Rizzardi Recchia aveva riferito al pubblico ministero di aver esaudito una richiesta della madre, la quale non sarebbe più riuscita a sopportare le sofferenze dovute alle sue condizioni fisiche. E parliamo invece di un momento di difficoltà sulla ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Un escursionista di 73 anni di Pieve del Grappa è rimasto bloccato nel tratto dei Salvanei, sfinito e incapace di proseguire. L'allarme è scattato poco dopo le 12:30 di ieri. I tecnici del soccorso alpino di Arsiero lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e recuperato per una trentina di metri fino all'uscita della ferrata legata al Verricello. Dopo acqua e viveri, l'uomo è stato accompagnato a valle in condizioni buone.
Mentre si terrà giovedì il funerale di Lorenzo Zucchetto, morto mentre percorreva a cavallo un sentiero a Valbrenta, è precipitato cercando di salvare l'animale. Innanzitutto lasci fare le condoglianze da parte mia, dell'amministrazione, di tutta la nostra comunità, i familiari per l'accaduto. Così il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli all'indomani della tragedia avvenuta domenica mattina nel suo comune a Campolongo, dove Lorenzo Zucchetto, 59 anni tra qualche giorno, è morto durante un giro a cavallo precipitando in un dirupo per salvare l'animale, un volo di 300 metri. Zucchetto, che abita con la moglie e la figlia a Bassano in quartiere Marchesane, stava percorrendo il sentiero che porta a Rubbio assieme a un amico, anch'egli a cavallo, quando la bestia che cavalcava è scivolata su un ghiaione. Fatale per entrambi il suo tentativo di salvarlo, massiccio lo spiegamento di soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare, un dramma difficile da spiegare. I trinceroni di Campolongo, diciamo, sono facilmente percorribili, ovviamente come tutte le zone di montagna a debita distanza ovviamente spesso c'è un dirupo o comunque c'è la valle sottostante, però di per sé sono zone abbastanza pianeggianti, protette da questi, diciamo, reperti storici, quindi diciamo c'è stata anche un po' di sorpresa per la dinamica del sinistro e poi ovviamente anche nella dinamica in sé, nel senso che ovviamente a dimostrazione dell'amore che c'era per questo animale, questo tentativo di recupero come è stato fatale, quindi diciamo lascia ancora più l'amaro in bocca. Zucchetto era in pensione da 2 mesi, aveva lavorato per anni da un gommista di Marchesane, sotto shock per l'accaduto, visto il legame che si era creato nel tempo tra i due, di profonda fiducia, stima professionale e amicizia. Il funerale è stato fissato per giovedì prossimo alle 10 nella chiesa di Marchesane e intanto sono tanti sui social i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Zucchetto, per la sua gentilezza, la sua grande sensibilità, resa ancor più unica da questa passione enorme per i cavalli che l'ha accompagnato fino alla fine. Violenza in casa, violenza contro le donne, 13 anni. Per 13 anni una signora ha dovuto subire le ire del marito 54enne di Dolo, di origine straniera, che l'ha maltrattata e picchiata dal 2008 fino a marzo del 2021, spesso anche davanti ai figli. Tra gli episodi più gravi contestati all'uomo violento, l'aggressione con pugni alla testa alla presenza della figlia minore. Subito dopo, per evitare che gli altri figli in casa sentissero le urla della donna, le ha imposto di mettere sul volto una coperta alla bimba. I carabinieri della tenenza di Dolo hanno arrestato l'uomo dando esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura di Venezia. L'uomo è stato condannato a 5 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione degli obblighi di assistenza familiare. E rimaniamo nel veneziano, a Spinea, 2 furti in soli 10 giorni. I ladri, ripresi dalle telecamere, tornano dove erano già stati e rubano anche le nuove chiavi di casa. Eccoli i ladri entrare nella casa di Via Fermi a Spinea quando i proprietari sono via. Sono in 2, uno è armato di spranga, indossa un cappellino nero ed è a volto scoperto, l'altro impugna un coltello e usa un fazzoletto per coprirsi la faccia, mentre in velocità si dirige verso la telecamera che li sta riprendendo per staccarne i cavi. È sabato 1 agosto, pieno giorno, sono le 16:33. La scena vista in diretta dalla famiglia depredata, la famiglia Scurto. Uno dei figli, Dan, aveva installato la telecamera di sicurezza proprio dopo un primo furto, subito lo scorso 17 luglio, tra le 23:30 e la mezzanotte. La telecamera era qua sopra, messa là, comunque loro sono saliti, l'hanno presa, l'hanno subito rotta, cioè si vede dal video comunque che ha registrato la telecamera. Hanno preso la Play che era qua, gli orologi, avevo una collezione di orologi, di 10 orologi di 200 euro l'uno, ma comunque telefoni, c'era un telefono nuovo, cioè hanno preso le collanine, hanno svuotato tutte quante le scatoline, anche quelle più piccole,
hanno veramente aperto tutto, cioè c'era la casa disastrata, cassetti rotti, tutto suo quadro praticamente, la casa era tutta in suo quadro. Ingente è il bottino con cui i malviventi sono fuggiti, quantificabile in alcune decine di migliaia di euro. Tra gli oggetti rubati anche la PlayStation. La preoccupazione ora è altissima, soprattutto per il furto del secondo mazzo di chiavi. Si tratta del mazzo nuovo, acquistato dopo aver cambiato la serratura della porta blindata in seguito al primo raid di meno di 2 settimane fa. La mia supposizione è che sicuramente mi stavano aspettando, sicuramente sapevano che io dovevo uscire da casa, perché veramente il tempo è stato il tempo di salire, penso scassinare la finestra e entrare in casa. Ancora ben visibile l'impronta della scarpa di uno dei 2 criminali, è stata lasciata sul poggiolo della finestra del 3° piano del vano scale. L'antaribalta è stata completamente scardinata. Da lì i ladri sono saltati sul balcone al 4° piano, rimasto aperto per permettere al gattino di entrare e uscire da casa. Segni lasciati probabilmente dal ladro a volto scoperto. L'uomo infatti teneva in mano una spranga in metallo, poi abbandonato durante la fuga. Le sue impronte digitali sono ora al vaglio degli inquirenti. Adesso sono arrivati i carabinieri dicendo che ci sono delle novità che ancora non abbiamo parlato. Speriamo bene, speriamo che ci siano buone novità, che si scopri chi siano questi malviventi, comunque queste persone anche da tenere occhio, comunque, nel senso è che giustamente tu dici per la privacy non si potrebbe far vedere chi sono, ma io farei una foto a loro, li metterei con un cartellone in piazza, direi attenzione questi sono ladri, cioè se avessi la loro faccia direi attenzione questi sono ladri, state attenti. E rimane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale all'Angelo di Mestre l'uomo rimasto intossicato durante l'incendio avvenuto domenica pomeriggio in una palazzina in via Triestina, Favaro Veneto. Pur se in lieve miglioramento nelle ultime ore, rimangono ancora particolarmente gravi le condizioni della persona rimasta intossicata durante l'incendio scoppiato domenica pomeriggio in un condominio di Favaro Veneto. L'uomo continua ad essere ricoverato in terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'intervento dei vigili del fuoco con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala aveva permesso di domare rapidamente le fiamme e di trarre in salvo le 2 persone che si trovavano intrappolate all'interno di un appartamento invaso dal fumo. Le condizioni di una delle 2, un uomo di 59 anni, erano subito apparse particolarmente serie, con ustioni e difficoltà respiratorie, tanto da richiedere il ricovero in ospedale in codice rosso. Più lievi le conseguenze per la compagna dell'uomo, che si era ripresa poco dopo. A scopo precauzionale erano state fatte uscire dal grosso complesso di proprietà dell'Ater decine di persone, la maggior parte delle quali rientrate già a sera. Rimaniamo a Mestre, dove è stata chiusa la fontanella rinominata dei bivacchi a causa delle persone che la utilizzavano per i servizi igienici. Dopo i rapporti sessuali completi alla luce del sole e la sbrigativa toilette pubblica della coppia, l'acqua della fontanella di Villa Ceresa e annesso parco a Mestre, detto Via Giustizia, a 2 passi dalla stazione dei treni, utilizzata da sbandati e senza tetto per lo shampoo, la doccia, eppure come un vero e proprio bidet. L'aria è divenuta ormai un bagno a cielo aperto degradato. Da qui il provvedimento di chiusura immediata e definitiva dell'erogazione dell'acqua da parte del comune. Da stamani ben 3 le pattuglie della locale a presidiare l'area, con 2 dei 6 agenti anche con giubbetto antiproiettile. Una delle tante soluzioni che stiamo portando a termine. È chiaro che chiudere una fontanella che può servire a tanti cittadini che portano il loro cane o che comunque hanno dei bambini da far rinfocillare, questa cosa diventa anche un aspetto negativo. Però devo dire che foto o video o situazioni che personalmente ho visto non vanno accettate, e questo deve essere uno dei primi segnali. I residenti erano costretti ad assistere quotidianamente a scene di totale indecenza e atti osceni in luogo pubblico. Il blocco dell'acqua punta a cancellare definitivamente questo polo di attrazione del degrado. Un ringraziamento all'assessore Zaccariotto, un ringraziamento al comandante della Polizia Municipale, ai nostri agenti che sono sempre presenti nel territorio e a Veritas che fa un lavoro importantissimo. Invece adesso ritorniamo nel Bassanese, perché l'imprenditore orafo Giancarlo Carollo è scappato dal Bahrain sotto le bombe degli iraniani. La sua testimonianza.
che ci sono dei bombardamenti proprio dove sono io, e quindi si sentivano questi droni, si sentivano queste bombe che cadevano, tra l'altro non molto lontano dove risiedevo io nel mio albergo. L'imprenditore orafo bassanese Giancarlo Carollo, con una quarantennale esperienza internazionale, ha lasciato precipitosamente il Bahrain poche ore prima che Donald Trump annunciasse la sospensione dei bombardamenti contro l'Iran. Dopo un incontro al massimo livello con imprenditori e ricchi clienti del Bahrain, il 74enne uomo d'affari bassanese, che si trovava nel Golfo da un paio di settimane per lavoro, dopo una notte di bombardamenti, constatando che la tensione militare era di nuovo esplosa ai massimi livelli, ha deciso di partire. Una scelta dettata dalla prudenza, maturata mentre lo spazio aereo e gli equilibri dell'area restavano appesi all'evoluzione della crisi e delle decisioni dell'imprevedibile presidente Trump. Quinta flotta americana, e tutte queste bombe erano destinate prevalentemente a loro, anche se sono state colpite delle aree che proprio non c'entrava niente con loro. Tra l'altro c'è stato un hotel che è stato colpito, c'è stata una grande azienda di distribuzione importantissima, non faccio nomi per non fare pubblicità, che è stata praticamente rasa al suolo, e quindi meno male che poi il giorno venerdì scorso non sono partito, e alle 3 di notte ero tranquillo, pacifico. Arriva un segnale forte sul telefonino, arriva a tutti, anche io ho un telefonino italiano, sentivo questo suono, quindi cosa faccio io? Dove vado? Dove vai? Un bunker dove? Ancora la cronaca ci riporta nel Trevigiano per un pub trasformato in una discoteca abusiva. La questura di Treviso ha disposto la chiusura per 7 giorni del locale The One di San Fiore. Il provvedimento fa seguito a una serie di controlli condotti negli ultimi mesi dalle pattuglie del commissariato di Conegliano e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. L'esercizio era autorizzato come pub per la sola attività di ristorazione, ma veniva trasformato abusivamente in un locale da ballo privo delle licenze di pubblica sicurezza attraverso l'organizzazione di eventi, nonostante fosse non idonea lo spazio e l'area. Le ispezioni avevano già rilevato criticità nel mese di maggio. Il sindaco di San Fiore aveva emesso un provvedimento di cessazione immediata dell'attività di pubblico spettacolo. Nonostante l'ordine, il locale aveva continuato a organizzare eventi di intrattenimento ampiamente pubblicizzati sui social. Oltre alla chiusura di 7 giorni, il gestore del locale ha ricevuto sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro. È stata inoltrata una segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo. E cambiamo invece decisamente argomento, parliamo di sanità. Reclutare infermieri o studenti di infermieristica in Sud America tra i discendenti dei veneti emigrati in Argentina e Brasile del Sud per inserirli in ospedali e strutture sanitarie del territorio, favorendo anche il loro inserimento sociale e il reperimento di un'abitazione. Presentato a Belluno il progetto pilota avviato dalla Regione nell'ambito dell'Ulsuno Dolomiti. Questo progetto vuole andare a recuperare figure infermieristiche all'estero, nelle comunità ad esempio di veneti che si sono trasferiti in Argentina piuttosto che nel sud del Brasile. Parte dall'Ulsuno Dolomiti il progetto regionale di reclutamento di nuovi infermieri all'estero. Se è notizia di questi giorni l'ormai superata emergenza medici, vedasi quelli di base, altrettanto non si può dire per gli infermieri. La Regione ha individuato nel bellunese il contesto adatto per avviare la prima sperimentazione per attrarre nel territorio sia professionisti già formati che studenti. Non un caso indirizzarsi verso paesi in cui l'emigrazione veneta e bellunese è stata significativa. Il rientro nella terra d'origine, accompagnato da un articolato percorso di formazione, può risultare attrattivo sia in termini economici che sociali, come pure è più alta la probabilità di conoscenza della lingua italiana. Reti associative e istituzionali che curano da sempre i legami con quei territori possono infine rivelarsi molto utili. C'è una carenza di infermieri importantissima, carenza di infermieri che è a livello europeo, nazionale e regionale, e naturalmente con il DM77, con i nuovi modelli di medicina
territoriale la figura infermieristica diventa la spina dorsale del sistema stesso, quindi è importante reintegrare con le figure infermieristiche il sistema sanitario regionale. Da qui il progetto pilota in sinergia con Prefettura, Università di Padova, Ordine degli Infermieri, BIM, Ater e Associazione Bellunesi nel Mondo. Abbiamo la possibilità di costruire un metodo con cui ingaggiare questo nuovo personale, nella fattispecie infermieristico, ma evidentemente anche per il resto della comunità professionale, quindi assolutamente fondamentale, direi. Se il progetto darà risultati positivi, potrà essere mutuato anche in altre aziende sanitarie del Veneto, fa sapere Gerosa, che allarga lo sguardo all'intero comparto sanitario. Dobbiamo restituire dignità economica e sociale alle figure dei professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, perché sono estremamente importanti per riuscire a gestire un sistema sanitario regionale pubblico, equo, solidale, che deve far fronte a un'inversione della piramide sociale, a un invecchiamento importante della popolazione, a una denatalità, e quindi dobbiamo trasferire il paziente da una visione ospedale centrica a una visione territorio centrica, lasciandolo domiciliato. Andare in cerca di personale fuori confine non significa non continuare a indirizzare i giovani italiani ai corsi di infermieristica, ma in Italia ci sono università dove l'offerta supera la domanda e viceversa. E quindi potremmo pensare anche a un transito a livello nazionale di studenti. E continuiamo a parlare in un modo diverso di sanità, perché il Partito Democratico del Veneto ha presentato una proposta di legge regionale per migliorare l'accesso dei pazienti alle cure palliative. In Regione il dibattito si infiamma anche in vista del voto sul fine vita previsto a settembre. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative sono interventi di sollievo dalla sofferenza che patisce chi è affetto da malattie inguaribili. È il cosiddetto trattamento del dolore, che in Italia è diventato dal 2010 un diritto del cittadino. La sua applicazione in Veneto però ha diversi problemi e, sostiene il Partito Democratico, va migliorata. Da qui una nuova proposta di legge regionale a prima firma di Anna Maria Bigon. Noi non abbiamo assolutamente alcuna normativa che riguarda le cure palliative per perinatali, per cui sarebbe la prima normativa, la prima legge in Italia che le norma, e questa è una cosa fondamentale. L'altro aspetto sono le case di riposo. Noi all'interno delle case di riposo non abbiamo assolutamente le cure palliative. Attualmente i posti letto per le cure palliative negli hospice del Veneto sono 236, ampiamente al di sotto dei 389 previsti come standard minimo da un decreto ministeriale del 2022 e ancora più sotto rispetto ai 424 programmati da una delibera della Giunta regionale nel 2025. Mi aspetto che anche parte della maggioranza o la maggioranza possa convergere sull'opportunità di questo testo sulle cure palliative. La convergenza auspicata da Giovanni Manildo diventa materia ancora più controversa se ci si sposta ad un tema profondamente correlato all'alleviamento delle sofferenze del malato terminale, la legge sul fine vita. Nel gennaio del 2024 il Veneto fu la prima regione italiana a portare in aula una legge sul tema, che fu respinta per un solo voto. A settembre il Consiglio affronterà nuovamente la questione e il dibattito è già iniziato. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha definito inaccettabile una legge regionale sul fine vita. Legiferare sul fine vita, ha detto, non può essere la scappatoia per aprire a forme di suicidio medicalmente assistito. Le sue preoccupazioni sul piano inclinato penso che possano essere risolte nel momento in cui una legge nazionale, di cui sollecito e rendo molto importante il fatto che venga fatta, dichiari con chiarezza quali sono le condizioni, quali sono i termini per il fine vita. La posizione di Manildo è simile a quella espressa dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia in una lettera aperta a Monsignor Moraglia. Il suicidio medicalmente assistito è già previsto entro condizioni tassative dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale. In una lettera aperta a Zaia, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo afferma che invece bisognerebbe procedere unitariamente con una legge nazionale incentrata sulle cure palliative, perché il dovere dello Stato è curare alleviando fin dove possibile la sofferenza e non il sofferente. Nel 2024 il voto contro la legge regionale sul fine vita di Anna Maria Bigon rappresentò un caso all'interno del PD. Oggi il partito si presenta unito. Passiamo all'ambiente, andiamo ad Auronzo di Cadore, dove nella notte di sabato si è verificata un'importante colata detritica. Andiamo a vedere gli aggiornamenti. Alle nostre spalle la frana, i rumori sono quelli delle macchine che stanno lavorando. La situazione com'è, Sindaco?
Allora, in questo momento stiamo mettendo in sicurezza il lembo di frana che insiste alle case di alcuni residenti in Zoco. La paura a Ligonto, frazione di Auronzo di Cadore, era scattata sabato alle 22 quando in pochi minuti la frana è arrivata a ridosso dell'abitato. 35 le famiglie evacuate. Per fortuna l'emergenza si è risolta nel giro di una sola notte. Abbiamo ospitato durante lo sfollamento delle famiglie durante la notte del 1° agosto, abbiamo ospitato un po' di famiglie all'interno della palestra comunale, altri hanno trovato ospitalità presso amici, parenti o conoscenti, quindi la situazione poi è rientrata la mattina successiva in cui abbiamo preso coscienza dell'evento franoso e di fatto abbiamo visto che il pericolo è limitato solo a queste 2 case qui. Ora la preoccupazione è che possano esserci altri eventi franosi e a questo scopo ci si sta adoperando per creare una sorta di via di scorrimento ad eventuali altri detriti che dovessero scendere a valle. Stiamo operando per, in caso di nuovo evento meteo avverso, la frana verrà convogliata alle mie spalle, verrà dirottata verso il pianoro che c'è al lato sinistro e quindi avrà modo di essere sfogata lungo il prato, non verso le abitazioni. Rimane per il momento, per una 50ina di casi, il divieto di utilizzare l'acqua che non è ancora tornata ad essere potabile e che è sostituita dal rifornimento offerto da apposite autobotti. Parleremo invece di turismo di comunità subito dopo la pubblicità. Siamo tornati in diretta e con me collegata c'è Nicole Pizzolato, che è una tra le 3 founder di Libere di Viaggiare, un'associazione che è diventata anche una comunità di donne che si esprimono nel viaggio e cercano di portare i loro insegnamenti, quello che hanno imparato, il valore etico e sociale del viaggio e del viaggio anche in sicurezza in una comunità più grande. Nicole, buongiorno. Buongiorno, grazie per averci dato questo spazio. Noi iniziamo intanto a raccontare, vi avevo già avuto ospiti ormai 2 anni fa, quando tutto un po' era iniziato a diventare più che un sogno una realtà, e in questi 2 anni voi siete poi state anche all'ONU e avete inoltre ideato un nuovo progetto di cui ci parlerai tra poco, ma vorrei ci raccontassi prima la vostra storia, di come è nata Libere di Viaggiare. Sì, appunto, come avevi anticipato, noi siamo venute lì in studio 2 anni fa, quando è nata l'associazione formalmente, nel 2024. Da quel momento in poi ovviamente è cresciuta molto, ad oggi siamo più o meno 60 socie attive e soci, quindi l'obiettivo principale, che era quello di portare comunque consapevolezza, empowerment, sostegno al viaggio, alla mobilità, soprattutto in femminile, poi ovviamente si è ampliato. Ad oggi ovviamente ci occupiamo di comunicazione, di fotogiornalismo, ma anche di progettazione socioculturale, di progetti territoriali, e da qui, come dicevi, che parte il progetto che abbiamo portato e che racconteremo oggi, Viaia Dolce. E nelle foto che stanno scorrendo ci sono anche Laura Bertod e Martina Dal Pozzo, che con te insomma hanno iniziato questo bellissimo viaggio, si può dire. Insomma, si parte dall'idea di creare un sistema di empowerment non solo femminile e non solo, e poi si arriva a Viaia. Che cos'è? Allora, Viaia Dolce, come anticipavi, è un progetto di turismo di comunità, quindi è un progetto che si insedia in un territorio specifico, Dolce, Val d'Adige veronese, che abbiamo scelto per vari motivi. Uno di questi è che prima di tutto, per essere un progetto di comunità, appunto doveva fondare le proprie radici proprio con una forte attivatore che già esiste, è l'Associazione Eclettica. È un'associazione giovanile che da anni si occupa proprio di portare nel territorio della Val d'Adige, di Dolce ma non solo, progetti che attivano giovani e comunità tutta. Conosciamo questa realtà ormai da 2 anni e con loro abbiamo fuso, diciamo, un po' le nostre competenze turistiche con ovviamente la loro già presenza e conoscenza del territorio.
È un progetto che è partito diversi mesi fa, che diciamo quasi prenderà avvio realmente poi a settembre, con 3 giorni di viaggio in cui si sperimenterà tutto un lavoro fatto appunto a partire da aprile. Ha consistito ovviamente in una presenza nostra a diversi eventi a Dolce, e a tante interviste alla cittadinanza. Turismo di comunità è una forma di turismo che mette prima di tutto le persone, la loro partecipazione e la co-creazione di appunto itinerari di viaggio. Quindi è un modello che si fonda sulla collaborazione di più soggetti e con l'obiettivo poi di creare delle reti permanenti, durature. È cosa voler raccontare del proprio territorio per riportare effettivamente poi alla luce l'identità, la tradizione, e quindi è una forma anche di viaggio che noi principalmente come Libere di Viaggiare abbiamo voluto condividere, sia per dare valore all'operatore turistico, sia per creare maggior consapevolezza al viaggiatore, perché si può effettivamente definire tale. Un progetto che predilige le relazioni piuttosto che le mete del viaggio, oppure le mete si costruiscono anche attraverso le relazioni che si creano, e questo è un po' anche il concetto. Sì, abbiamo voluto appunto focalizzare la nostra attenzione sulle relazioni, dando soprattutto valore al tipo di esperienze che poi inserivamo e che in realtà inserivamo assieme appunto ai cittadini in questi 3 giorni di viaggio. Uno dei principi fondamentali è appunto quello del sistema collaborativo e di coprogettazione, un altro principio è quello legato alla sostenibilità e alla consapevolezza, quindi sostenibilità che sia di tipo ambientale ma anche di tipo sociale. Quindi seguiamo poi gli operatori e diciamo proprio gli operatori turistici inseriti all'interno di questo itinerario, fornendo loro anche una forma di consulenza, di aiuto, proprio a essere più consapevoli e più attenti a che tipo di servizio offrono per il proprio territorio e per chi appunto e per i turisti, chi viaggia e chi prova queste esperienze. Quindi l'intento è stato quello poi di lavorare sul piano proprio delle relazioni con le persone, per sentirsi realmente poi ospiti e, come posso dire, per entrare a stringere dei reali rapporti anche con le persone del territorio. Non a caso abbiamo anche creato all'interno di questi 3 giorni, che andranno dal 18 al 20 settembre, un giorno il Viaia Fest, che sarà appunto poi un momento di relazione con gli artigiani del territorio, ma anche con le giovani realtà venete, ma non solo, che si occupano di attivazione sociale, comunitaria, di progettazione socioculturale, che si prendono attivamente il tempo, energie, spazio e volontà di occuparsi, ecco, di questi temi. Quindi ci saranno da workshop a momenti di confronto, talk e poi ovviamente una serata di festa e condivisione comune. È un progetto bellissimo, soprattutto anche per il fatto che si predilige la qualità, la relazione, l'incontro, lo scambio, cosa che immagino anche voi abbiate nel vostro percorso di viaggio e anche di costruzione dell'associazione stessa e del cammino che state facendo insieme a lei, visto diversi tipi di viaggiare, diversi modi di viaggio e di viaggiare che spesso si segnano una bandierina sul luogo, ma non tanto un visitare davvero quel luogo. Non so se mi sono spiegata. Sì, assolutamente, no, diciamo che l'intento appunto era quello di trasmettere anche un po' quello che per noi è diciamo realmente il senso del viaggio, quindi dettato prettamente dalla curiosità e dall'approfondimento. L'idea di Viaia non nasce diciamo ad aprile, quando abbiamo iniziato questa attivazione cittadina, ma nasce ben più tempo fa, quando ancora ci occupavamo e pensavamo prettamente a come poter migliorare la qualità legata ai parametri appunto di sostenibilità, inclusione, equità all'interno del settore turistico. Ma poi rispecchia sicuramente anche quello che per noi è l'importanza di un impatto diverso del turismo. Non a caso la Val d'Adige, che appunto è
storicamente un territorio di passaggio localizzato tra appunto il lago di Garda e Verona, ma anche come la Valpolicella. È proprio un territorio che generalmente dati recenti definiscono come essere effettivamente poi marginale anche proprio sui flussi turistici, quindi più o meno solo l'8% del flusso turistico del veronese viene catturato da questi territori. Quindi è importante ridistribuire questo flusso e immaginare nuove forme di turismo. Prima di tutto quello che noi possiamo vivere nei nostri territori, quindi non a caso questo modello di turismo di comunità parte dalla Regione Veneto, dalla Val d'Adige, e vuole essere un format e anche una serie di competenze e conoscenze che poi vorranno essere trasmesse appunto in altre regioni italiane. Questo è l'obiettivo dell'associazione. Bellissimo, creare proprio un vero e proprio bagaglio, verrebbe da dire, proprio di consapevolezza da portarsi dietro poi anche per tutti i viaggi e che quindi si può anche, appunto, come dicevi tu, estendere, diventare un po' un trampolino di lancio anche per altre regioni. Quello che volevo chiederti, Nicole, se ti va di raccontarci come siete arrivate insieme all'ONU, avete insomma partecipato all'assemblea sui diritti delle donne, se non sbaglio, l'anno scorso. Sì, a marzo siamo arrivate a New York alla CSW 69, che è appunto la commissione sui diritti delle donne che si tiene ogni anno a New York. Era un anniversario importante perché passavano 30 anni appunto dalla conferenza di Pechino del 95 ed è stato un momento per noi sicuramente di stimolo, ma anche di forte impulso, non solo a proseguire per questa strada, non solo per confermare l'importanza di quello che facciamo tutti i giorni a livello sia nazionale che internazionale con la progettazione europea, ma sicuramente ci ha dato anche un senso di la volontà di concentrarci anche maggiormente sul come lavorare sul piano educativo, quindi come trasmettere quello che noi abbiamo proprio appreso a livello storico, perché era un chiaro anche confronto tra ciò che si era raggiunto appunto nel 95 e ciò che era lo stato e ciò che è lo stato di fatto ad oggi. Per questo abbiamo deciso di lavorare e ora sarà è quasi completo il documentario di appunto Pechino-New York. E l'intento è quello poi di portarlo nelle scuole, appunto eventi culturali, e quindi di lavorare proprio su un piano di sensibilizzazione. Bellissimo, bellissimo. Un'ultima domanda che mi sono scordata di farti, Nicole. Viaia viene proprio dal dialetto, se non sbaglio. Cioè, almeno questo è stato proprio la mia prima impressione, non te l'ho chiesto, però insomma arriva da lì anche proprio per caratterizzare il senso del progetto, ovvero il conoscere davvero il territorio. Sì, la necessità è quella di poter esprimere tutta la tradizione delle nostre radici, quindi abbiamo pensato bene che questa parola è molto ricorrente per noi da grandi viaggiatrici e ovviamente ha scatenato più domande, perché alcune volte danno la declinazione allo spagnolo, ma no, è Viaia proprio in Veneto. Nicole, grazie mille per averci presentato questo progetto. Allora l'appuntamento è a Dolcè, giusto? Sì, appuntamento a Dolcè, seguite i canali per maggiori informazioni, partecipate attivamente se vi fa piacere appunto al momento di confronto che sarà il Viaia Fest del 19, in cui ci saranno tante realtà giovanili pronte a scambiare appunto le loro esperienze, la loro progettazione, ad aprire le porte a quello che è appunto il mondo associativo giovanile e poi al viaggio. Grazie Nicole Pizzolato, founder di Libere di Viaggiare, per questo viaggio insomma, che abbiamo fatto insieme anche in questo nuovo progetto, in questa nuova avventura. Grazie ancora. Grazie a te. Noi continuiamo così con le notizie invece del telegiornale, parliamo di sostenibilità, però sostenibilità ambientale in questo caso, perché si sta concretizzando il progetto di depavimentazione urbana a Padova. Siamo in via della ricerca scientifica in piena zona industriale, dove è in corso un intervento di depavimentazione, per buona parte finanziato con risorse dell'Unione Europea, che rientra dentro questa pianificazione per la depavimentazione del nostro comune che abbiamo recentemente presentato. Qui si fa
sul serio, perché stiamo già rimuovendo superfici asfaltate per la creazione di delle aiuole drenanti, rain garden come vengono chiamate con il proprio termine tecnico. Cosa permettono di fare? Permettono di assorbire meglio, filtrare le acque meteoriche, quindi con una gestione migliore di quelli che sono anche gli eventi meteorologici più significativi ed estremi. Queste acque contribuiscono tra l'altro a irrigare e far crescere gli alberi che sono già presenti lungo via della ricerca scientifica, e questo contesto ovviamente permette di abbattere le isole di calore, ridurre quindi la temperatura sia nella superficie sia nell'area circostante. Parliamo quindi di un passo concreto all'interno di una strategia che prevede di mettere a regime questo insieme di interventi. Abbiamo già mappato 400 aree dove poter intervenire, in modo da rendere Padova più adatta a questi cambiamenti climatici, più resiliente, ma anche una città esteticamente più gradevole, con la presenza di verde e di alberi, e soprattutto in grado di migliorare le performance ambientali. E invece hanno avuto grandissima partecipazione e cordoglio i funerali di Don Mazzi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, originario di Verona e fino alla fine accanto agli ultimi. Oltre 1 migliaio di persone hanno dato l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il fondatore di Exodus, morto all'età di 96 anni, è stato un punto di riferimento per generazioni di giovani in difficoltà che in lui hanno sempre trovato un punto di riferimento per affrontare presente e futuro. Sapeva perdonare e quindi sapeva perdonare, ma in modo unilaterale, quindi non c'era bisogno di chiedere il perdono, lui lo regalava a tutti. Abbiamo perso veramente un grande uomo, speriamo che questa eredità si porti avanti, me lo auguro tanto per tutti questi giovani che adesso stanno arrivando. Il tuo ciao non chiude una storia, ha detto Don Massimiliano Parrella durante l'omelia, ma ne apre infinite altre. Era una di famiglia, quindi ancora di più ci viene a mancare oggi una guida non solo spirituale, ma proprio, come ripeto, di famiglia che ci ha guidato fino a qualche giorno fa. L'ultimo abbraccio della città, degli amici di una vita che con lui hanno condiviso i valori dell'accoglienza e dell'ascolto di chi ne aveva più bisogno. A ricordarlo anche Don Luigi Ciotti. Abbiamo soprattutto, io credo, nell'arco di questi anni imparato che Dio non abita solo nei tabernacoli d'oro, ma che dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere. Tra i primi ad arrivare alla cerimonia, Lele Mora. Troppo emozionato. Sì. Che cosa lascia? Che cosa si porta? Un secondo papà. È il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sempre riuscito ad accompagnare coloro i quali sono caduti e metterli sulla retta via. Credo che questo sia il ricordo più bello, quello del perdono di una persona assolutamente a cui dobbiamo tanta riconoscenza e che ci dobbiamo sempre portare nel cuore. Sul sagrato di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto è stato quello dei suoi ragazzi. Commemorazione a Treviso invece ieri per quelli che sarebbero stati i 97 anni di Giancarlo Gentilini, come sempre una bicchierata in suo ricordo. Auguri ragazzi, auguri Giancarlo! Oggi sarebbero stati 97, sempre qui con noi. Sempre presente. 3 agosto Giancarlo Gentilini avrebbe festeggiato 97 anni. Nel giorno del suo compleanno un brindisi con il sindaco Mario Conte, e dove se non ai Due Mori. Qui era facile incrociarlo con gli amici e colleghi o con i suoi cittadini. È tra questi tavolini che dopo la sconfitta alle amministrative del 2013 aveva creato il suo quartier generale. Con vista su Casugana aveva assicurato che avrebbe continuato a vegliare sulla città, ed è sempre qui che aveva l'abitudine di festeggiare i compleanni. Diventa quindi inevitabile in questa giornata non riportare alla mente tanti ricordi legati a lui da chi lo conosceva molto bene. È stato un grande, come siamo stanchi di dirlo ormai, ha lasciato sicuramente tanta umanità, la sua esperienza, la sua gentilezza e soprattutto il suo cuore per la città. Manca molto.
Manca molto anche perché sono nato con lui dove abitava, quindi mi ha visto crescere. Che ricordo ha? Che chiudevo le buche del condominio sabato e domenica in pantaloncino corto. E in queste ore davvero numerosi post di auguri sui social per lo sceriffo, dai semplici cittadini a chi ha condiviso un percorso di vita e politico stando sempre al suo fianco, come gli amici di sempre Giuseppe Basso e Sandro Zampese. È più di un anno che ha spiccato il volo nel regno dei giusti, eppure è qui nei momenti importanti, attraverso i suoi 1000 insegnamenti che ci tornano in mente ogni giorno. Le persone così non se ne vanno davvero, le parole su Facebook di Basso. Oggi Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto 97 anni e come tradizione avremmo festeggiato il suo compleanno ai Domori. Caro grande sindaco, ti ricordiamo con immenso affetto, ci manchi tanto. Il ricordo invece dell'assessore ai lavori pubblici Zampese e poi gli auguri del sindaco Conte. Lo ricordiamo sempre con tanto affetto, il nostro sindaco per sempre, frase accompagnato dalla foto dello sceriffo durante il suo ultimo consiglio comunale, con le lacrime e il pensiero rivolto ai giovani. E ancora gli auguri del vice sindaco Maneri in una foto a Casugana al fianco di e ancora il lungo post di Federico Caner. Per me è stato molto più di un amministratore, è stato un amico, un maestro di vita, un esempio di come si possa servire la propria comunità con passione, determinazione e autenticità. Ciao Giancarlo, tanti auguri, buon compleanno ovunque tu sia. Ciao, ciao. Manca Gentilini, manca. Tanto, veramente. Comunque siamo qua per ricordarlo. E voltiamo pagina, si è chiusa la 43esima edizione della Vittorio Veneto Cansiglio, valida per il campionato italiano Montagna Nord. Tra le auto moderne trionfa Franco Caruso, mentre tra le storiche ancora una volta il pilota trevigiano Danny Zardo. È calato il sipario sulla 43esima edizione della cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio. Le temperature roventi non hanno fermato i 113 piloti in gara. Tra le auto moderne, in lizza per il campionato italiano Montagna Nord, trionfo per Franco Caruso, che già si era aggiudicato la gara 2 nel 2024, edizione del centenario, che ha firmato una delle sue più belle vittorie assolute, aggiudicandosi gara 1 e gara 2 davanti al suo grande rivale Diego De Gasperi, terzo il veronese Federico Liber. Nella top 10 del Cansiglio, quarto Damiano Schena davanti a Gianluca Ticci e Alessandro Zanoni, poi Romy Dall'Antonia da San Vendemmiano. Nelle auto storiche il trionfatore è stato Danny Zardo. Il pilota di casa trevigiano di Arcade si è imposto nella sua Vittorio sia in gara 1 che in gara 2, portando a 9 le vittorie totali di questa competizione. Un tracciato ipertecnico, quello della cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio, organizzato da Automobil Club Treviso con il comune di Fregona, con carreggiata stretta, asfalto ondulato, una moltitudine di curve diverse, brevi rettilinei. Una manifestazione riuscita grazie all'organizzazione dell'ACI Treviso, presente con il presidente Stefano Torcellan, direttore di gara, e con il direttore di Treviso Angelo Centola. Tra i partecipanti anche Giuseppe Zarpellon, 82 anni, che ha completato l'intero percorso a bordo della sua BMW M3. Era l'ultimo servizio per questa nostra prima edizione. L'appuntamento per le notizie vai ovviamente ai telegiornali della sera a partire dalle 18:30 come sempre, la programmazione invece del pomeriggio con le ricette di Casa Pappagallo e poi il consueto film. Le previsioni del tempo invece che prevedono ancora in realtà molto caldo anche per tutto questo fine settimana e fino a metà agosto e dunque vi lascio alle previsioni del tempo che troverete subito dopo la sigla. A tutti invece una buona giornata, arrivederci.